Presidente Serracchiani, adesso ci apprestiamo ad ascoltare la lezione del direttore Mieli, ma un grande successo di pubblico. La sala strapiena, questo significa che Trieste ha fame di cultura, ma anche che la Regione ha centrato e sostegno un'iniziativa importante. Sì, è l'ennesima riprova che c'è davvero una grandissima voglia di cultura in questa città, in questa regione. Devo dire che con la commemorazione dei 300 anni dalla nascita di Maria Teresa, a cui qualcuno può sembrare un fatto lontano, che non è legato neppure con la città, in realtà non è così. La città risponde, ha voglia di sapere, ha fame di conoscenza e devo dire che sono particolarmente soddisfatta che la lezione di Paolo Mieli sia così seguita, anzi devo dire che sono persone rammaricate di rimanere fuori. Vi ringrazio. Davvero non mi aspettavo così tanta gente, ma non me l'aspettavo non perché non mi fidi del richiamo di Maria Teresa d'Asburgo, ma perché questo è qualcosa che si ricorderà una giornata come oggi, che Trieste renda omaggio in modo così vistoso a Maria Teresa d'Asburgo. Fino a pochi anni fa era impossibile perché nel nostro lascito risorgimentale c'era implicito, non ce lo dicevamo, ma c'era la demonizzazione degli stati preunitari, cioè di coloro che c'erano stati prima in tutti i posti che poi sarebbero confluiti a fare l'unità d'Italia. Però è giusto che una città teresiana come Trieste le renda l'adeguato omaggio. Direttore, il suo giudizio storico su Maria Teresa d'Austria a 300 anni dalla nascita. Maria Teresa d'Austria è stato un personaggio fondamentale nel Settecento, era donna, e bisogna riflettere sul fatto che quelle società promuovevano una donna imperatrice, come dopo c'è stata assai più raramente donne capo di Stato, quindi un frutto dell'illuminismo. Il Settecento è migliore per mio giudizio delle epoche che sono venute dopo, e poi è stato soprattutto un personaggio fondamentale per Trieste. È stata la donna, grazie a un lascito di suo padre Carlo VI, che ha capito l'importanza di Trieste e ne ha fatto il gioiello che noi vediamo, e che non è solo un gioiello architettonico, è un gioiello di tolleranza, capacità di vivere nella modernità, con una proiezione nella modernità. Ripeto, il Settecento lo ha dato questo, poi l'Ottocento, il Novecento e anche l'inizio del nuovo millennio faticano di più a recuperare quell'impostazione. Direttore, i nuovi assetti geopolitici dell'Europa possono riconsegnare a Trieste un ruolo centrale come quello di 300 anni fa? Sì, perché proprio per come fu impostata da Maria Teresa e in particolare da suo figlio, da Giuseppe, Trieste è la capitale della tolleranza, è la capitale europea della tolleranza, è la città dove, si può dire, è nata questo incrocio di lingue, di popoli, etnie, religioni diverse, tutto all'insegna della tolleranza. È nata qui. Cioè, nei testi è nata in Francia col trattato celeberrimo di Voltaire, nella pratica, nella capacità di fare una serie di riforme una dietro l'altra, Trieste ne è la capitale.